Da Vicenza a Biella ci sono 300 km di strada, ma per gli alpini il passo è molto breve. In 90.000 hanno sfilato nella città piemontese richiamando una gran folla che ha confermato una volta di più l'affetto della gente per le penne nere in una donata nazionale, la 96esima, che non ha deluso le aspettative altissime create dall'evento ormai entrato nella storia del capoluogo berico. L'emozione è forte quando sfilano gli alpini delle 3 sezioni del Bassanese e dell'Altopiano, tanto vicine quanto orgogliosamente indipendenti. Si parte con la Monte Ortigara e con la sua colonna mozza, che recita il monito per non dimenticare. Oggi la sezione Monte Ortigara, la sezione che nella città di Asiago ha il suo simbolo in quell'aiten, in quel sacrario che finalmente sembra venga restituito al civico culto. Finalmente, dopo essere stato tanto reclamato, ritorna a noi. La Monte Ortigara sfila col suo presidente. Bassano è la città degli alpini, ha il ponte che porta anche il nome delle penne nere ed è legata a doppio filo all'alpinità, in tutte le sue forme. Gli alpini di una delle più rinomate e conosciute sezioni d'Italia, non fosse altro perché è capitale del mondo alpino. Al suo ingresso c'è la scritta turistica che indica Bassano, città degli alpini. Signore e signori, gentilissimi biellesi, sfila sulle note di Montegrappa, tu sei la mia patria, la sezione di Bassano del Grappa. E Marostica non è da meno, con il suo bagaglio di memoria che ci porta nella storia d'Italia e degli alpini. Ci stanno anche gli alpini di Marostica, che non è la città della partita a scacchi vivente, non è la città delle ciliegie, dei prodotti gastronomici d'eccellenza, è la città che riassume in sé la gloria e la storia di quella medaglia d'oro, di quel ufficiale che rispondeva al nome di Gianni Cecchin, sacrificatosi giovanissimo sulle balze dell'Ortigara. Le penne nere di Asiago, Bassano e Marostica sfilano lontano da casa, eppure è come se fossero a casa loro per l'affetto dei biellesi. Poi è già tempo di tornare con il cuore che guarda i prossimi impegni in Veneto al raduno di Conegliano di metà giugno.